Sono le 8, buongiorno Sicilia, entra nelle vostre case come tutte le mattine per raccontarvi i fatti più importanti accaduti nelle ultime ore e non solo, per tanti approfondimenti e tanti argomenti e tanti ospiti. Cominciamo però subito a dare il buongiorno a Lorena Dolci, la collega che è pronta nell'altra parte dello studio per quella che sarà una corposa rassegna stampa. Buongiorno Lorena. Buongiorno, torneremo tra poco con la lettura dei giornali. E allora iniziamo subito questo ping pong proprio con Lorena, ma partiamo da quello che la televisione ha raccontato e racconterà durante questa giornata di quella che è stata una sentenza arrivata a 8 anni dall'inizio dell'inchiesta 12 Apostoli. Ieri in primo grado il Tribunale di Catania ha condannato a 16 anni con altre pene severe per gli altri imputati il Pietro Capuana, tra virgolette, lo diciamo, il santone. Ma sentiamo. Condanne pesantissime, 16 anni e 2 mesi per il 79enne santone Pietro Alfio Capuana, 15 anni e 2 mesi per Fabiola Raciti, 9 anni e 4 mesi per Rosaria Giuffrida e 7 anni per Katia Scarpignato. La seconda sezione penale del Tribunale di primo grado di Catania ha riconosciuto la colpevolezza degli imputati nel processo scaturito dall'inchiesta 12 Apostoli, partita da indagini della Polizia Postale nel 2016. Capuana era accusato di abusi sessuali su minorenni che secondo la procura etnea sarebbero stati consumati all'interno di una congregazione religiosa di Aci Bonaccorsi. Le 3 donne invece sarebbero state ritenute sue supposte fiancheggiatrici. A sporgere denuncia era stata la madre di una minore di anni 15. Secondo la procura etnea gli abusi sarebbero stati presentati come azioni mistiche e spirituali, atti di purificazione, plagiando le ragazze. Gli argomenti di carattere religioso avrebbero avuto una persuasione talmente forte da indurre anche alcune madri a condurre consapevolmente le figlie all'interno del gruppo, nonostante le pratiche che vi venivano esercitate. Con la sentenza i giudici hanno anche condannato gli imputati al pagamento delle spese legali e al risarcimento alle parti civili, compresa la diocesi di Acireale. In più è stata disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la trasmissione alla procura degli atti riguardanti 10 testimoni per i reati che verranno ritenuti, tra cui la falsa testimonianza. Il legale di Capuana, l'avvocato Brancato, che 2 settimane fa aveva presentato ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo denunciando gravi violazioni dei diritti fondamentali e la mancanza di un giudizio realmente imparziale, ha annunciato che appellerà la sentenza non appena saranno pubblicate le motivazioni. E di questo si parla sui giornali, Lorena. Sì, lo troviamo sul quotidiano La Sicilia, nel pezzo di Lauro Di Stefano, leggiamo abusi su ragazze minori in comunità, al Santone pena di 16 anni e 2 mesi, condannate anche 3 collaboratrici, la madre che denunciò, una madre coraggio, dice finalmente finisce un calvario. Le pene le avete sentite, ma è interessante leggere la reazione delle ragazze che furono vittime di questi abusi, ragazze che si sono abbracciate appena hanno ascoltato le parole del giudice. L'inchiesta cominciò nel 2017, quindi appunto abbiamo detto ben 8 anni fa, grazie alla denuncia della madre di una delle ragazze che ieri sera era appunto al tribunale, insieme all'avvocato che le ha seguite dal primo giorno in cui la figlia, oggi mamma anche lei perché appunto da 15 anni oggi sono giovani donne, le confidò l'agghiacciante rito purificatore a cui sarebbe stata sottoposta. Bimbe plagiate per dire sì ai piaceri di Capuana, che si sarebbe presentato come una divinità. Le ragazzine erano chiamate a fare i turni a casa del vertice dell'associazione H a Motta Sant'Anastasia e quella residenza sarebbe diventata uno dei luoghi degli abusi sessuali. Finalmente siamo arrivati alla verità, ci siamo lasciati dietro le spalle un tormento e un calvario. Il Tribunale ha anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura nei confronti di 10 testimoni del dibattimento. Mi fanno pena queste persone che hanno mentito sapendo di mentire, ha detto ancora la mamma Coraggio. E adesso il caso doloroso della morte, dell'uccisione, dell'omicidio di Paolo Taormina. Ieri è stata aperta la Camera Ardente al Pala Oreto. Ricordiamo che domani ci saranno i funerali, ma sentiamo.
Una coda di motorini suona per accompagnare la bara dove all'interno c'è la salma di Paolo Taormina. Il feretro viene portato al Palaureto per la camera ardente. L'autopsia ha accertato che il ventenne è morto per un colpo di pistola in testa. Rabbia e lacrime segnano un martedì di commozione per Palermo. Arrivano parenti, amici, anche cittadini che non conoscevano Paolo ma che oggi vogliono comunque manifestare vicinanza alla famiglia. Il padre di Paolo, dopo giorni di silenzio, oggi ha detto: voglio incontrare Gaetano Maranzano per chiedergli perché ha sparato e ucciso mio figlio. E poi lo zio che invoca l'aiuto delle istituzioni. Per sconfiggere questo cancro, Paolo non deve morire in vano, non deve morire, perché io mi devo dare una pace mi devo dare per mio nipote. E l'unica pace che mi posso dare è che Paolo non deve morire in vano. Questo solo posso dire e nient'altro. Un bravo ragazzo che non c'entrava nulla con questa storia. No, non c'entrava nulla Paolo. Paolo era un lavoratore, era buono, era sano, era sincero, era un pacifico. Tutto quello di positivo che c'era era Paolo. Giovedì mattina alle 10:30 si terranno i funerali in cattedrale, sabato sera invece un momento di preghiera allo Zen. Proprio nel quartiere palermitano continuano perquisizioni e controlli da parte delle forze dell'ordine. Si cerca chi ha supportato Maranzano nella fuga dopo aver sparato. Gli investigatori sono al lavoro per capire se c'è un movente che abbia scatenato la follia del 28enne. I cittadini intanto chiedono a gran voce maggiore sicurezza. Domani al Viminale, proprio per questo, Roberto Lagalla e Renato Schifani incontreranno il ministro degli interni Matteo Piantedosi. In vista ci sono misure straordinarie per la città, come ha preannunciato la parlamentare Carolina Varchi, ma anche più uomini in campo e l'istituzione di zone rosse. E dunque è una scia di dolore assolutamente incontenibile, irrefrenabile, però che porta con sé, Lorena, naturalmente tutte le altre considerazioni e sfaccettature. Certo, andiamo a leggere su Repubblica, che parte proprio da questa frase agghiacciante: voglio incontrare l'assassino di mio figlio. Lo dice appunto il padre di Paolo. Voglio chiedergli perché ha sparato, perché lo ha fatto. Al centro della Camera Ardente, scrive Repubblica, c'è un padre disperato che si rivolge a Roberto Lagalla con il cuore straziato. Il mio non era un bambino cattivo, ma questa gente poteva colpire pure un altro bambino. Lo chiama così, bambino, il figlio morto. Ieri per tutto il giorno si trovava al centro del rettangolo da gioco del Palaureto, dove è stata appunto allestita la Camera Ardente. Quella notte, continua Giuseppe Taormina, il padre, potevo perdere in un colpo solo 2 figli, perché era presente anche la sorella, verso la quale anzi pare che Maranzano abbia puntato la pistola per un attimo. Ma adesso vorrei una risposta dall'assassino. Il sindaco lo abbraccia, purtroppo un perché non riusciamo a trovarlo nemmeno noi. Sussurra alla Galla che per essere alla Camera Ardente ai funerali di domani mattina alla cattedrale ha annullato un impegno istituzionale negli Stati Uniti. Il sindaco ascolta anche la madre Fabiola. Se l'assassino avesse davvero conosciuto mio figlio non avrebbe mai sparato. Lui era davvero un ragazzo buono, dice la donna. E oggi il sindaco sarà appunto al Viminale e vedremo che risposte arriveranno da parte dello Stato. E purtroppo insomma andiamo da fatto cruento a fatto altrettanto cruento. Non è un femminicidio ma un tentato femminicidio, quello che ha letteralmente scioccato la comunità di Canicattini Bagni. Andiamo nel siracusano. La giovane donna, ferita con 20 coltellate dall'ex compagno, è in gravi condizioni all'Umberto I di Siracusa. Nemmeno la denuncia di poco tempo fa è riuscita a frenare la furia dell'uomo. Per lui, infatti, non sarebbe arrivato nessun provvedimento. Non dobbiamo far passare questo messaggio e dire che le donne sono lasciate da sole, assolutamente no. A sventare l'irreparabile è stata questa ragazza, insieme alla sorella ed al fratello, tutti minorenni. Qui Paolo Passarello, 34 anni, ha tentato di uccidere la sua ex compagna. L'ha aspettata fuori dal lavoro per poi colpirla. Sapevo nemmeno io come mi stavo tenendo forze, chiamai subito mio fratello e gli dissi che comunque c'era questo qua che la stava pugnalando. E allora mio fratello prese un martello e lo lanciò. Allora lui dallo spavento se n'è scappato. Il silenzio di un lunedì pomeriggio, spezzato dalle urla che hanno sentito tutti. Mio figlio ha lanciato un martello nel vetro della macchina per farlo scappare, è riuscito a
facendolo scappare a salvarla, perché le sue intenzioni erano chiare di farla fuori, questa povera ragazza. Quindi lui si è spaventato, gli è sembrato, penso, un colpo di pistola, non lo so. La corsa dell'uomo è finita all'ospedale di Avola, dove era andato per farsi medicare alcune ferite alla mano. Il coltello, dalla lama lunga e affilata, lo aveva lanciato nelle campagne limitrofe, ma i carabinieri lo hanno subito trovato. Ora l'uomo è in carcere, a Cavadonna. Ecco, poteva essere la fine. C'è stato l'intervento della comunità, della gente, no? Questa è una sfaccettatura che raccontiamo forse per la prima volta. Certo, e soprattutto da parte di 3 ragazzini, questi 3 fratelli, avete sentito la testimonianza, tutti minorenni, e poi la mamma che ha raccontato come sono intervenuti. Intanto c'è naturalmente grande apprensione per le condizioni di questa donna che ha ricevuto, pensate, 20 coltellate, chissà quante ne avrebbe inferte ancora se non fosse stato interrotto appunto dall'intervento di questi ragazzi. La donna infatti resta in gravi condizioni, scrive La Sicilia, cori di sdegno e solidarietà, ricoverata in rianimazione all'Umberto I. Politici e centri sociali condannano quanto accaduto. La donna ha perso molto sangue, è stata soccorsa tempestivamente dal 118, si trova ora sotto stretto monitoraggio medico a causa della gravità delle ferite. Ogni ora è decisiva per la sua evoluzione. L'aggressore Paolo Pastarello è stato tracciato e arrestato. Sulla vicenda naturalmente c'è lo sdegno delle istituzioni, dal sindaco di Avola Rossana Cannato, che condanna con forza l'uso della violenza e manda tutta la sua solidarietà a vari esponenti politici, ferma condanna per l'aggressore. Poi voglio concludere dicendo che venerdì alle 21 ci sarà una fiaccolata proprio a Canicattini contro i femminicidi e un monito del sindaco, ma non solo del sindaco, contro questi atti di violenza. Allora, abbandoniamo per un attimo la cronaca per parlare insomma di un altro fatto certamente non edificante, perché vi parliamo di una Sicilia a maglia nera in una classifica, la classifica stilata da Ambrosetti per qualità della salute e aspettative di vita. Insomma, la Sicilia è ultima. Se i cittadini della provincia autonoma di Trento sono quelli che godono di migliori condizioni di salute in Italia, all'ultimo posto invece ci sono i siciliani. Su una scala da 1 a 10 i trentini raggiungono un punteggio di 9,4, mentre i siciliani si fermano solo a 2,7. Un abisso. Sempre a Trento si può sperare di vivere in buona salute fino alla soglia dei 70 anni, 69,7 per l'esattezza, mentre in Sicilia non si arriva oltre i 56 anni. La fotografia che emerge dal rapporto meridiano sanità dell'European House Ambrosetti presentato a Roma è catastrofica per le regioni del sud. A determinare la graduatoria è un indice che tiene in considerazione diverse variabili che vanno dall'aspettativa di vita alla presenza di malattie croniche fino alla mortalità infantile. In generale si conferma un forte gradiente nord-sud, con le regioni meridionali con valori stabilmente sotto la media. Tra le migliori performance dopo Trento ci sono il Veneto al secondo posto e la provincia autonoma di Bolzano terza, poi la Lombardia. Ottimi risultati, ma anch'esse molto distanti dal primo posto, infatti si attestano tutte sul 7 su 10 come punteggio. Guardando la classifica al contrario, invece, davanti alla Sicilia ci sono la Calabria e poi la Campania. Tra i diversi sottoindicatori presi in considerazione spiccano anche quelli sulle differenze in termini di aspettativa di vita. Un cittadino trentino tende a vivere 3 anni in più rispetto ad uno campano, ad esempio 84,7 anni e contro gli 81,7, e 2 anni in mezzo in più rispetto a un siciliano. Ecco, e di questo si parla sui giornali, Lorena. Eh sì, perché noi siciliani per consolarci spesso dei vari disagi diciamo ma abbiamo il sole, abbiamo il mare, qua si vive bene, insomma si vive bene, ma dicono le statistiche si vive di meno, e fa impressione naturalmente leggere questi dati. Li leggiamo un po' su tutti i giornali, andiamo a vedere su Repubblica. Sicilia ultima nell'isola, si vive 2 anni in meno, l'aspettativa di vita è di 36 mesi superiore a Trento di un biennio rispetto alla media nazionale. In parole povere, nascere in provincia di Siracusa comporta un'aspettativa di vita inferiore di 3 anni rispetto a un cittadino nato invece in provincia di Trento. Sono dati impietosi quelli che emergono da questo rapporto.
A determinare la graduatoria è un indice che tiene in considerazione diverse variabili che vanno dall'aspettativa di vita alla presenza di malattie croniche fino alla mortalità infantile e si crea una vera e propria forbice fra nord e sud, con le regioni meridionali chiaramente sotto la media. Si guarda anche ai bisogni di salute, gli indicatori vengono presi in considerazione anche ad esempio per la copertura dei programmi di vaccinazione sia per bambini e adolescenti che per gli anziani e fino agli screening oncologici, passando per le attenzioni agli anziani, la disponibilità di operatori sanitari, l'accesso all'innovazione farmaceutica, l'innovazione digitale, insomma tutti quegli indicatori che fanno dire che i cittadini si sentono ben assistiti dalla sanità pubblica, cosa che purtroppo, Roberta, non possiamo dire. I vari casi che raccontiamo spesso, non ultimo la lunga lista di attesa per i referti all'ASP di Trapani, ce la raccontano. E con drammatiche testimonianze e drammatici risvolti. Lorena, e allora il nostro ping pong tra TV e giornali adesso finisce, perché leggiamo direttamente quello che la stampa regionale racconta dell'isola. Andiamo subito con Credo di vedere, anzi senza credo, Sicilia Web. Sì, vediamo Sicilia Web, l'apertura è dedicata appunto alla condanna in primo grado del Santone, 16 anni al Santone per abusi sulle ragazzine, violenza sessuale nella comunità religiosa, condannati appunto Pietro Capuana. È confermata la richiesta del PM avanzata un anno fa. Condannate anche le cosiddette 3 perpetue, le sue collaboratrici, che erano accusate di aver avuto il ruolo di convincere le ragazzine a subire le violenze, quindi 15 anni e 2 mesi per Fabiola Raciti, 9 anni e 4 mesi a Rosaria Giuffrida, 7 anni a Katia Scarpignato. Parliamo dell'inchiesta 12 Apostoli scaturita 8 anni fa, nel 2017. Continuiamo con invece la lettura dei quotidiani, partiamo dal quotidiano La Sicilia. Andiamo a vedere, ancora qui troviamo la sentenza a Catania, abusi sessuali, e poi una notizia che andremo ad approfondire un po' più avanti. Fontana Rossa, l'aeroporto di Catania, come il ponte, l'Unione Europea verso il sì all'uso militare. In realtà sarebbe appunto dual use, al doppio uso civile e militare. Si chiede di inserire anche questa struttura. E poi sanità privata, la linea Faraoni, le convenzioni non possono durare 15 anni. Parliamo ancora quindi di sanità. Andiamo sul tomo di Repubblica dedicato alla città di Palermo, andiamo oltre il fatto di cronaca dell'omicidio del Paolo Taormina, perché oggi c'è l'incontro fra la Galle e Schifani con il ministro dell'Interno Piantedosi, che oggi annuncerà gli interventi e vedremo quale sarà la ricetta del governo. Questa mattina Roberto Lagalle e Renato Schifani sono appunto in visita al Viminale per chiedere un intervento sull'emergenza sicurezza. Il piano è già pronto, redatto sulla scorta del modello Caivano, il quartiere alla periferia di Napoli, teatro di molta violenza. Saranno rafforzate le unità a disposizione delle forze dell'ordine, verrà istituito un comitato chiamato a fare da cabina di regia, che però non sarà gestito a livello locale. Questo insomma è una grande novità. A tenere le redini della gestione sarà direttamente Roma, concertando le misure con le istituzioni locali. Previste anche misure per il contrasto del disagio, e quindi su due fronti: da una parte chi invoca misure di sicurezza, l'esercito, forze dell'ordine, dall'altra chi invece invoca misure per i quartieri. E poi il killer APM è stato interrogato e dà la sua versione dei fatti: sono stato sfidato. E infatti lo vediamo qui nelle pagine un po' più interne. Eccolo qua: mi ha sfidato e gli ho sparato, ecco la confessione. 4 mesi fa, racconta Marranzano, appunto reo confesso, lui, quindi la vittima, scriveva a mia moglie con profili falsi su TikTok e Instagram, poi ho saputo che era lui. Comincia così la confessione lunga 8 pagine di Gaetano Marranzano in cella per l'omicidio di Paolo Taormina. Siccome lui era in difetto con me, dice Marranzano, mi guardava male e si agitava, nel suo cervello, lui immagina, mi voleva sfidare, mi diceva che non si doveva fare casino, i ragazzi facevano casino, lui è venuto a prendere di petto me, racconta
riferendosi alla lite scoppiata fuori dal pub di proprietà della famiglia del ragazzo. E in più io avevo questo astio con lui per la cosa di mia moglie. Mi sfidava, parlava verso di me e diceva: qua non si deve fare vucciria, mi state sidiando, mi voleva mettere in cattiva luce davanti alle persone. Insomma, Gaetano Maranzano prova a passare per vittima e continua, visto che lui mi voleva far fare mala figura, gli ho detto: non mi stuzzicare perché lo sai che ce l'ho con te. Lui se n'è fregato e mi parlava in maniera agitata, mi ha rimproverato, dopo pochi minuti di colluttazione gli ho sparato. È una tesi che non trova alcun riscontro nelle immagini estratte da una telecamera di sorveglianza, ma a prescindere dal fatto che questa versione sia o meno vero, è chiaro che una discussione non può degenerare in un omicidio. E l'altro aspetto su cui approfondisce Repubblica è la parte social, perché sapete che l'assassino, poco prima di essere arrestato, poche ore prima, ha postato un video col sottofondo del film Il capo dei capi, e lui l'ha fatto, ma 3.000 persone hanno messo mi piace a questo post. Addirittura un profluvio di like già alle 10 del mattino. Questo perché il nome di Maranzano cominciava già a circolare a Palermo. Già la notte il giovane era stato riconosciuto da molti giovani che frequentano l'Olivella, perché di tanto in tanto frequentava appunto la zona della Movida. Il posto dell'assassino di Paolo Tormini è grave, ma lo sono ancora di più i like, che sono oggi addirittura 3.800. Se poi emergeranno anche commenti in favore di Maranzano, potrebbe scattare pure l'indagine penale per i minorenni coinvolti, e qui entra in gioco il protocollo liberi di scegliere voluto dal presidente del Tribunale dei minorenni di Bella e da quella dei minorenni di Palermo Claudia Caramanna, perché Maranzano ha una figlioletta piccola di appena 1 mese e la procura ha aperto un fascicolo anche sulla famiglia dell'arrestato a tutela di questa bimba che sui post del padre viene ritratta con ciondoli al collo e anche lei pistole al posto dei ciondoli. Qui l'abbiamo visto, le misure straordinarie volute e chieste da Palermo e a quanto pare già predisposte dal Ministro degli Interni. Un altro aspetto che viene fuori ce lo dà il Giornale di Sicilia, che parla di addirittura 2 a colpire Paolo. Gli investigatori sono al lavoro su un amico di Gaetano Maranzano che era presente al momento dell'omicidio. Semplicemente in chiusura voglio ricordare la morte di Maria Cristina Gallo, perché appunto parlavamo di Sicilia ultima per la sanità. È una sconfitta della sanità siciliana, e c'è un dirigente che dice, guardando i 3.300 referti istologici rimasti senza risposta, dice: per un attimo vidi la scena dei campi di concentramento con i nomi degli ebrei condannati alle camere a gas, perché questi qua erano appunto dei condannati in sostanza. Allora, grazie Lorena, riprenderemo tra poco ovviamente la lettura dei quotidiani per le notizie nazionali e internazionali, e adesso invece ci spostiamo sulla città di Catania in alcuni punti nevralgici. In particolare vediamo il viale Vincenzo Giuffrida, un po' l'immagine a quest'ora è più o meno sempre la stessa, l'ingresso e l'uscita dalla città caratterizzate comunque da un flusso veicolare piuttosto considerevole. Andiamo adesso eccolo qua, ecco, oggi devo dire che questo nodo, che è il viale Odorico da Pordenone, poco prima praticamente dell'ex Tondo Gioeni, è davvero congestionato, Lorena, e qui sono dolori per percorrere poche centinaia di metri. Noi arriviamo molto presto, no? Noi arriviamo strade libere a quell'ora, ma chiaramente ora è l'orario dell'ingorgo. Considerando ovviamente, lo diciamo ai nostri telespettatori, che noi praticamente ci troviamo su questa strada ed effettivamente insomma questa è un'ora davvero drammatica per il traffico. Andiamo a guardare tutt'altro panorama, che oggi è un po' come dire velato, l'Etna, che insomma non si vede benissimo la vetta stamattina, Lorena, è un po'... Sì, no? però oggi il cielo di Catania è diviso in 2, perché guardando l'Etna si vede ancora un cielo azzurro, delle nuvolette. Dal mare ci sono dei nuvoloni neri, e chi conosce il tempo, come i pescatori, dicono che quando le nuvole arrivano dal mare portano pioggia. Ecco, insomma ci prepariamo, diciamo psicologicamente e anche praticamente
ovviamente con gli ombrelli sempre a portata di mano. Un'altra cartolina. Sempre quella cartolina. Sempre quella. Però devo dire, insomma, effettivamente rispecchia anche la visione da Taormina, quello che tu poco fa stavi dicendo. Bene, allora, adesso ci spostiamo nuovamente nello studio, giusto il tempo di dare una pausa, torniamo con ancora una porzione importantissima della nostra rassegna stampa con la collega Lorena Dolci. A tra poco. Buongiorno Sicilia, adesso è il momento di proseguire con la rassegna stampa, le notizie nazionali e internazionali sui quotidiani. Lorena. Sì, allora diamo un'occhiata ai quotidiani nazionali. Due temi al centro sono la tenuta un po' della trattativa, della tregua, della pace, potremmo dire in Israele, fra Israele e Gaza, e poi la strage di Carabinieri. Allora guardiamo subito il Corriere della Sera, in taglio alto c'è appunto la strage dei Carabinieri, uccidono 3 carabinieri per resistere allo sgombero, sono 3 fratelli, e poi Gaza, scontro sui corpi degli ostaggi, e qui abbiamo anche Turetta che è pentito, si dice pentito, e con una lettera ha comunicato di non voler fare appello e di accettare l'ergastolo. Vediamo poi la Repubblica, tregua di Gaza già a rischio, scontro sui corpi degli ostaggi, l'IDF, esercito israeliano, chiude la via dei soccorsi e Trump avverte Hamas, cedete le armi o ci pensiamo noi. C'è poi la manovra da 18 miliardi, maxi contributo da credito e assicurazioni, no dall'associazione bancaria, crescono le spese militari, e poi ancora qui la tragedia del Veronese. Vediamo anche delle foto di idranti e di guerriglia urbana a Udine, dove si è tenuta la partita fra la nazionale e Israele. Per la cronaca ha vinto la nazionale. Anche la Stampa, Israele blocca gli aiuti, rivogliamo tutti i corpi, questa è la notizia di ieri. In realtà oggi già questo impasse è stato superato. Allora andiamo a vedere sulla Stampa, Gaza terra di nessuno, dopo il ritiro israeliano esplode la faida intestina, almeno 8 le vittime, esecuzioni sommarie e violenza, così Hamas vuole riprendere la striscia. Appunto Israele blocca gli aiuti, vuole prima i corpi dei rapiti, ma pare che si sia risolto, e poi le testimonianze tragiche degli ostaggi vissuti in cattività praticamente per 2 anni, picchiati, in gabbia, isolati e all'oscuro di tutto. I racconti di 2 anni di terrore. Capisco l'euforia, racconta la sorella di un ostaggio, ma la gente torna da noi a pezzi e non sappiamo se si riprenderà mai da questo trauma. Finito un dramma, naturalmente ne comincia un altro, quello della ripresa di questi ostaggi. Per quanto riguarda lo scenario palestinese, visto che si è firmata questa pace, Stato palestinese non ora. Trump rinvia le speranze dell'Associazione Autorità Nazionale della Palestina, un nodo intricato, quello del riconoscimento, che emerge con forza dopo il vertice, anche perché negli ultimi mesi gli Stati Uniti avevano tentato di emarginare l'autorità, adesso invece bisogna coinvolgerla. Donald Trump dice però il lavoro in Medio Oriente non è ancora terminato, ora inizi appunto la fase 2 del piano. E chi si occupa della fase 2 del piano? Ci sono anche le imprese italiane, lo troviamo sul Fatto Quotidiano, imprese italiane in fila, 20 miliardi per ricostruire una torta da 55 a 70 miliardi, in prima fila ci sono WeBuild, Eni, Anas, che puntano a ottenere almeno il 10% del business, e appunto c'è un dossier del Fatto Quotidiano su questo. Andiamo avanti, diciamo più o meno a margine, c'è stata questa guerriglia urbana a Udine sulla partita Italia-Israele, più manifestanti che tifosi, scrive il Fatto Quotidiano, fischi all'inno, giocatori scortati e scontri, ma c'è da dire che c'è stato un corteo pacifico molto affollato, che hanno addirittura cercato di fermare questa frangia di facinorosi.
E veniamo adesso in Italia, perché c'è stata questa strage di carabinieri nel Casale, i fratelli e la trappola mortale. L'abitazione è fatta esplodere durante una perquisizione, erano sotto sfratto. La molotov lanciata dalla donna verso le bombole appena aperte, così le macerie ci hanno travolto. I militari avevano rotto le finestre per far uscire il gas senza immaginare che cosa stava succedendo. Una strage annunciata in qualche modo, però, perché i tre fratelli avevano più volte messo in atto queste minacce, la minaccia dell'esplosione già l'anno scorso, si sentivano in guerra contro il mondo i tre fratelli, Maria Luisa, Franco e Dino Ramponi, tre allevatori veneti che si consideravano vessati da creditori, banche e tribunali, convinti di avere subito una profonda ingiustizia, avevano cementato un legame di sangue fra loro tre che li aveva isolati da tutti, forse allontanandoli anche dalla realtà e dal buonsenso. Ora che ci sono 3 carabinieri morti più altri 17 feriti, bilancio, pensate, più tragico per l'Arma dei tempi di Nassiria, sembra una storia difficile da credere, con personaggi che sembrano usciti praticamente da un film, un incubo di chiunque tra magistrati e forze dell'ordine lavori nel settore delle esecuzioni, sia chiamato a intervenire con la forza laddove c'è disagio. E questo è il racconto. Abbiamo riempito la casa di gas, le minacce nel video e la vita isolata, davvero in qualche modo una strage annunciata. E poi le storie, le vite spezzate di questi 3 carabinieri: Davide, il sogno della divisa, le missioni all'estero di Valeria, la vedova, che fine ingiusta, il sacrificio delle vittime, il figlio di Dapra che dice: si poteva evitare? E resta questa domanda. E poi il processo Turetta, Filippo Turetta, autore del femminicidio di Giulia Cecchettin. C'è stato una sorta di colpo di scena, perché lui di suo pugno, con una lettera autografa, ha rinunciato all'appello. Sono pentito, dice, non voglio sconti, accetto l'ergastolo. Il padre di Giulia, Filippo Cecchettin, dice: non me l'aspettavo, forse cerca una sua pace. È incredibile, è stato sorpreso anche lui, non so cosa pensare. Gino Cecchettin riflette, si ferma, respira a fondo e poi dice: sono perplesso, sarà frutto di una meditazione personale, se rinuncia a un suo diritto è perché vuole espiare la colpa in un certo modo. Posso capire tutto, denota anche una distonia interiore. Insomma, anche Gino Cecchettin in qualche modo è stato spiazzato da questa notizia. E poi Morandi, Ponte Morandi, le accuse dei PM a Castellucci, va condannata una richiesta a 18 anni e 6 mesi, una pena diciamo importante per la D di Autostrade. Sanità, abbiamo visto per la Sicilia, ultima nella sanità, come dire, piove sul bagnato, stanziamenti ridotti fino al 2028, saltano 10.000 assunzioni, i medici dicono così il sistema non reggerà. E quindi un po' di male in peggio. Il Sole 24 Ore, il quotidiano economico, naturalmente approfondisce la manovra, 5,8 miliardi sui 18 ai tagli IRPEF per redditi, aumenti salariali e famiglie. Aiuti alle imprese, no delle banche alla tassa, scrive il Fatto Quotidiano. L'Associazione Bancaria Italiana propone solo un prestito, ma il governo punta a 4 miliardi e mezzo. Confindustria incassa 4 miliardi, altri 2 per detassare i rinnovi contrattuali. Vedremo che cosa succederà. E poi guardate cosa succede a Torino, arriva il futuro, anche se questi autobus senza autista già circolano in altre parti d'Europa. Io sul bus che si guida da solo, la rivoluzione salva pedoni, conquista anche i novantenni, perché questo pensionato è salito sulla prima linea urbana senza conducente, va, per fortuna aggiungo, a 25 km l'ora, circondati da telecamere che controllano praticamente tutto. E poi
lì c'era un 90enne, qui c'è pensione a Mamet, perché pensione a Mamet è un buon ritiro non soltanto per l'ex presidente della regione Crocetta, ma visto il clima, visto anche il costo della vita che in Italia continua ad aumentare e lì invece è molto conveniente, è diventato meta di tanti pensionati e ci hanno dedicato anche una sorta di documentario, un reportage, vedete qui, insomma, balli, piscine. E si divertono, diciamo, a costi contenuti. Noi ci fermiamo qua. A te la linea. Allora, grazie Lorena, ci fermiamo anche noi adesso e poi andremo al primo argomento di oggi. Tratteremo di uno sciopero nazionale che coinvolgerà anche la città di Catania domani nell'ambito di quello che è il settore dell'igiene ambientale. Ne parliamo tra poco col nostro ospite, vi aspetto tra un attimo. Siamo tornati in studio, buongiorno Sicilia, ho subito un ospite che vi presento, Alfio Leonardi, segretario provinciale di FPCGIL Catania. Ben trovato, buongiorno. Una presenza che è qui per raccontare quelli che sono i disagi importanti di una categoria che è quella che devo dire, secondo il giudizio credo collettivo, è una categoria fondamentale, no? Noi ci lamentiamo tanto della pulizia, della spazzatura e di tutto quanto, sì c'è l'inciviltà, ma ci dobbiamo sempre ricordare che a fare i conti con l'inciviltà sono proprio gli operatori di questo settore, vessato da un contratto che probabilmente dal 2022 non è mai stato aggiornato e non riconosce una serie di migliorie. Il 17 pronto uno sciopero nazionale. Sì, le segreterie nazionali della CGIL, CISL, UIL e FIAT hanno appunto programmato per il 17 di questo mese uno sciopero nazionale che verrà coinvolti tutti gli operatori del settore, quindi del comparto dell'igiene ambientale in tutta Italia. Le motivazioni che stanno alla base di questa azione, di questo sciopero, scaturiscono dalla incapacità di trovare al tavolo della concertazione, dove le sigle si sono sedute insieme alla parte datoriale, di trovare una quadra su quelli che sono appunto i problemi che sono stati prospettati. Si è chiesto un aggiornamento del turnover per non vessare ulteriormente il personale anziano. Abbiamo parlato di salute e sicurezza a quel tavolo. Il nostro settore, il nostro comparto è uno di quelli che purtroppo paga un prezzo alto, certo, in merito agli incidenti sul lavoro, agli infortuni. Poi si è parlato anche di rivalutare un po' tutta la questione economica, quindi un riconoscimento anche ai lavoratori che entrano adesso nel nostro settore, che hanno dei livelli che sono obiettivamente sottopagati e svolgono spesso delle mansioni superiori a quelle a cui sono stati adibiti. Allora, lei ha già tracciato quelli che sono i punti nodali, quindi la sicurezza, sì, quindi le migliorie contrattuali, gli adeguamenti contrattuali, la parte economica ovviamente annessa a questi adeguamenti e appunto tutta una serie di fattori legati alla turnazione, al turnover. Ecco, questi sono diciamo, gli elementi cruciali, li approfondiamo tra un attimo. Lei mi dica però, questo settore di quante persone stiamo parlando? In tutta Italia oltre 110.000 lavoratori. Quindi stiamo parlando di un, un numero importante, no? Sì. Catania aderirà, il 17 ci sarà una concentrazione in piazza Stesicoro, è vero, a partire dalle 9? Dalle 9 di mattina alle 13 e poi in quell'arco di tempo noi una piccola delegazione andremo dal prefetto a consegnare appunto il documento dove vengono spiegate le richieste E questo avverrà in tutto il paese, laddove naturalmente ci sarà una bella adesione. L'augurio naturalmente delle parti sindacali è che lo sciopero sia, come dire, no? Uno sciopero sentito, vissuto, perché dietro una giornata persa di lavoro ci potrebbero essere delle migliorie importanti, no? Diciamo che investire, questo è un messaggio che abbiamo cercato di veicolare a tutti i lavoratori nelle assemblee che stanno precedendo questo momento cruciale.
è quello che appunto investire una giornata di lavoro in qualcosa che però possa migliorare il futuro poi di questi operatori. Quindi come sempre l'unione fa la forza, di fronte a queste problematiche comuni le sigle sindacali hanno ritenuto appunto di condurre tutte la stessa battaglia e ci auguriamo quindi di riuscire a sortire qualche risultato. Ecco, che questo possa smuovere questa vertenza. Ecco, ricordiamo che su Catania sono 3 le ditte che ovviamente sono impegnate nel sistema di raccolta dei rifiuti e complessivamente, leggevo, mi corregga segretario se è così, si parla di 900 persone. Esatto, ma solo su Catania. Solo su Catania, non consideriamo poi la provincia, no? Certo. Volevo, se lei mi permette, porre l'accento anche su un'altra questione che riguarda questo sciopero. In qualche modo la commissione di garanzia, che è l'organo che presiede appunto agli scioperi, ha chiesto che venga ridiscussa un po' tutta la normativa sulla questione dello sciopero. Di fronte a questo tavolo la parte datoriale ha espresso in buona sostanza una serie di proposte che restringono, contraggono ancora di più il diritto allo sciopero. Mentre noi vogliamo ridiscutere della parte che riguarda un po' la franchigia che bisogna applicare quando si proclama uno sciopero, quindi rivedere un po' la questione che riguarda anche alcune tipologie di lavoratori che lavorano in piattaforme dove lo sciopero diventa per loro un problema. Di fronte a queste nostre richieste di poter allargare a tutti, di rendere più fruibile questo strumento che è uno strumento importantissimo per i lavoratori, la parte datoriale invece ha espresso una delle proposte che contraggono e restringono ancora di più il campo d'azione dello sciopero. Questo è un altro nodo per cui si è ritenuto appunto di scendere in campo il giorno 17. Parliamo subito dei livelli, no? I livelli che non sono una sciocchezza, sono sempre un corrispettivo delle qualifiche, no? Dell'avanzamento e di quel sale che c'è in tutti i contratti di lavoro per dare ai lavoratori un impulso a fare meglio. In questo settore di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un livello di ingresso che è livello J, che è veramente un livello che insomma, porta al lavoratore pochi soldi in tasca. Consideriamo che i lavoratori J, spesso presi a tempo determinato, vengono poi utilizzate in tutta, mi passi il termine, la catena lavorativa. Cioè, mentre da contratto loro dovrebbero svolgere solo alcune tipologie di mansioni base, all'occorrenza vengono poi utilizzati, quello che avviene spesso purtroppo ahimè anche in altri settori, vengono spesso utilizzati anche in convenzioni che prevedono una maggiore specializzazione, una preparazione diversa e molto spesso questo non gli viene neanche riconosciuto. Segretario, mi fa un esempio pratico, cioè qualcuno fa cosa che non dovrebbe fare secondo il suo livello? Abbiamo visto lavoratori di livello J addirittura guidare camion dove è previsto il terzo o il quarto livello. Ovviamente questi lavoratori sono forniti della patente, però non è quello il problema. Cioè avere la patente C e relativo CQC per guidare alcune tipologie di mezzi non dà al lavoratore la possibilità di effettivamente svolgere quel tipo di servizio, se non dopo avere in busta paga il livello adeguato, perché tra l'altro a un fermo delle forze dell'ordine si potrebbe anche richiedere l'esibizione della busta paga da parte del lavoratore che guida il camion, e lì deve essere riportato il livello. Perché questo? Perché nel livello insita l'esperienza e la capacità di conoscere il mezzo. È chiaro. Quindi questo è un esempio, diciamo, un po', sono casi limite, sono accaduti. Poi normalmente vengono utilizzati a guidare mezzi dove viene richiesto il secondo livello, dove viene richiesto il terzo livello, cioè piccoli compattatori, e lì si apre un'altra vicenda, quella sui piccoli compattatori.
e mezzi appunto o operare con della strumentazione che non è prevista, non ricade nell'inquadramento che questi lavoratori hanno. Ecco. Quindi noi vogliamo superare questo, e come? Con innanzitutto superare velocemente l'ingresso di questi lavoratori che mentre adesso devono rimanere 26 mesi nel livello J, quindi accelerare il passaggio al livello successivo e quindi metterli in condizione di poter operare qualora ce ne sia bisogno anche con strumenti che siano diciamo, diversi rispetto a quello che devono utilizzare il livello J. Ma questo vale anche per i terzi e per i quarti livelli. Abbiamo previsto anche dei corsi di formazione, responsabilizzare i preposti, valorizzare la figura degli addetti alla sicurezza che sono stati votati ed eletti nelle ultime elezioni RSU, che restano lì in disparte. Sono delle figure molto importanti perché ci danno anche un quadro, il termometro di quello che accade all'interno anche dei cantieri. Sono la nostra interfaccia, parlo dal punto di vista sindacale, no? Perché sono state elette nelle liste delle varie organizzazioni sindacali. Certo. E tanta altra carne a fuoco. Ecco. Allora, noi abbiamo veramente meno di un minuto, il tempo vola quando si parla di argomenti così importanti, però io vorrei che lei chiudesse con un altro tema che è quello della sicurezza, perché spesso sottovalutiamo che queste persone in orari particolari diciamo, sono, come dire, operativi su mezzi al cospetto di situazioni anche limite, di situazioni di... No? Ecco, mi racconta una cosa che secondo lei va evidenziata, una cosa che è accaduta, un fatto connesso alla sicurezza di queste persone. Certamente. Io ritengo che uno dei fattori che poi possono portare all'incidente è la fretta e lavorare come dire, in maniera automatica. Bisogna sempre esserci con la testa, stare sul pezzo e non avere mai fretta, nonostante magari le esigenze o i responsabili in qualche modo richiedano di coprire un territorio velocemente. Il lavoratore deve uscire la mattina e deve poter ritornare a casa sano, quindi lavorare con la fretta mai, e soprattutto rispettare le norme di sicurezza e indossare sempre e richiedere all'azienda, qualora non vengano distribuiti, i DPI, perché quelli sono strumenti fondamentali. Un lavoratore che non viene fornito della strumentazione adatta, io dico sempre quando facciamo le assemblee, siedete in cantiere a disposizione dell'azienda, quando vi attrezzano ve ne andate a lavorare. Abbiamo finito, grazie. Seguiremo naturalmente con i nostri telegiornali questo appuntamento del 17 a Catania a partire dalle 9, concentrazione in Piazza Stesicolo per poi spostarsi in prefettura, e in bocca al lupo per tutte le rivendicazioni che sono ovviamente a vantaggio. Continueremo questa battaglia fino a raggiungere i risultati dei lavoratori. Adesso guardiamo il meteo, siamo tutti molto interessati a capire che cosa accadrà nelle prossime ore in Sicilia. Torniamo. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, una giornata di mercoledì con una perturbazione che dal Mediterraneo occidentale si sposta gradualmente verso est, coinvolgendo le isole maggiori, il sud e parte del centro. Andiamo più in dettaglio e diamo uno sguardo a cosa ci attenderà proprio sulla Sicilia. Ebbene, giornata variabile e instabile, con molte nubi sulle isole, precipitazioni sparse, fenomeni, attenzione, localmente anche abbondanti e intensi, a sfondo temporalesco. Temperature diurne senza variazioni significative, al più avremo una leggera diminuzione specialmente nelle province più interne dell'isola. La giornata di giovedì sarà pressoché analoga, ancora con una certa variabilità e instabilità atmosferica. I cieli saranno in prevalenza nuvolosi, con ancora precipitazioni a carattere sparso, fenomeni, ricordiamo, localmente potranno risultare anche di forte intensità. Ventilazione in prevalenza debole o moderata, temperature in ulteriore leggera diminuzione, questa volta un po' ovunque. Ulteriori dettagli ed approfondimenti come sempre sull'app di Trebi Meteo. Siciliaweb.it si rinnova.
E siamo rientrati a Buongiorno Sicilia. Oggi parliamo di un tema bellissimo, edificante. Parliamo di neomamme e di neonati che vengono assistiti a domicilio grazie a un'attività multidisciplinare dell'ASP di Catania. E dunque do il ben trovato a Simona Di Fede, che è qua vicino a me, ostetrica, OSD, che percorso sarebbe nascita e diagnosi prenatale. Percorso nascita e diagnosi prenatale, e poi la dottoressa Luana Coco, dirigente medico, ginecologa dell'unità operativa complessa del coordinamento territoriale materno infantile dell'ASP di Catania. Ben trovate. Buongiorno. Allora, assistere le mamme, le neomamme a domicilio. Per molte mamme che hanno vissuto l'esperienza in passato, laddove non c'erano iniziative come questa invece rappresenta sicuramente una tappa importantissima, una sorta di sospiro di sollievo, no? Perché ritrovarsi in casa le competenze che non sono solo mediche ma sono anche psicologiche, di assistenza, è un fatto assolutamente importante. Partiamo dal momento nascita, dottoressa. È un momento ovviamente importantissimo per una mamma e non finisce, no, con il parto, non finisce lì. Allora, l'home visiting appunto è una procedura innovativa di assistenza domiciliare alle neomamme nei primi 60 giorni dal parto. È stata elaborata dal gruppo di coordinamento dell'UOC, Coordinamento Territoriale Materno Infantile, diretta dal dottor Alessandro San Martino. È un servizio attivo dallo scorso giugno e ha già coinvolto 36 famiglie. È un servizio completamente gratuito e le neomamme possono accedere o recandosi direttamente presso gli ospedali, quindi nei reparti di ostetricia e ginecologia degli ospedali, oppure contattando i consultori familiari della provincia di Catania, i cui numeri telefonici sono disponibili sul sito aziendale aspct.it, sezione consultori familiari. Questa procedura, questo home visiting è importante perché l'equipe del consultorio familiare, composta da ginecologo, ostetrica, psicologo, assistente sociale, si reca a casa della neomamma e quindi offre supporto non solo alla neomamma ma anche alla famiglia, a tutta la famiglia in questo momento di cambiamenti, di nuovi adattamenti. È un riassetto. Un riassetto, famiglia, certo, no? Il rientro della neomamma col neonato a casa e quindi intercettando per tempo situazioni di vulnerabilità sociale sanitaria, promuovendo l'allattamento al seno, sostenendo le mamme in questo momento importante dell'allattamento e anche sostenendo la capacità genitoriale e la relazione. No, a proposito dell'allattamento, no, le mamme, le nonne, no, di un altro tempo direbbero vabbè, ma che ci vuole, è un fatto talmente naturale. E invece l'allattamento è, come dire, ha una serie di variabili non indifferenti. Il puerperio è un periodo fondamentale, particolare, di grandi cambiamenti fisici, emotivi, relazionali, non solo per la donna, ma per la coppia e tutto il nucleo familiare. Certo. Il momento della dimissione è un momento cruciale che mette alla prova la capacità di adattamento della coppia. Quindi è importante intercettare le famiglie subito alla dimissione. Questo è l'obiettivo dell'home visiting, cercare di rafforzare quello che è il legame genitori-figli, promuovere l'allattamento, appunto, perché siamo molto spesso, queste donne rientrano a casa spaesate. Sì. L'obiettivo è non sentirsi soli. Ecco, soprattutto mi permetto di dire questa confusione, questo essere spaesate, forse è ancora di più quando non è esattamente un percorso facile, quando magari ci si trova al cospetto di un neonato che piange sempre, che non dorme mai, che ha, come dire, sembra rifiutare il latte. Quindi quando ci sono una serie di ostacoli, no, di fronte ai quali ci si sente veramente smarriti. Sì. Esattamente, l'ostetrica insieme a tutta l'equipe consultoriale provvede ad andare a domicilio e valutare tutto quello che circonda la donna, il bambino, il nucleo familiare in sé, se vi è la presenza di altri bambini che magari possono destabilizzare ulteriormente quella famiglia. Certo, diciamo che questa cosa è a servizio, ovviamente stavamo dicendo, di tutte le partorienti, sì,
in ospedale, è giusto? Quindi ospedali dell'ASP di Catania. L'ospedale di Acireale, Biancavilla e Caltagirone sono gli ospedali dell'azienda che inviano quella che è la scheda di adesione che viene proposta alla donna al momento della dimissione direttamente alle referenti della procedura. Io e la dottoressa Sebastiana Ferraro, dirigente delle professioni ostetriche e infermieristiche, gestiamo le domande e le inviamo ai consultori. L'ostetrica poi provvede a intercettare la famiglia, ma tutte le donne, anche chi non partorisce nei punti di nascita aziendali, può accedere al servizio direttamente contattando i consultori, come diceva la dottoressa Io mi Coco. permetto di dire, dottoressa, che forse dovrete rafforzare gli organici, perché questa è un'iniziativa che ancora probabilmente non è entrato, no? Nella cultura delle neomamme, delle famiglie, ma che invece, una volta testata, riveste una importanza fondamentale, no? Sì, noi aspettiamo di implementare questo servizio anche a tutti i punti nascita e alle cliniche convenzionate, proprio per integrare quello che è e implementare quella che è l'integrazione ospedale-territorio, rafforzare i consultori familiari che sono fondamentali in questa integrazione, in questa comunicazione tra l'ospedale e il cittadino. Ecco, la neomamma è anche però una donna che ha partorito da pochissimo, no, dottoressa? E dunque possono anche esserci, come dire, dei controlli, no, da poter effettuare successivamente al parto, anche proprio da un punto di vista fisico, no? C'è anche questa possibilità per questo gruppo di lavoro nelle case delle neomamme? Sì, certo, poi l'equipe, in base alle esigenze della neomamma, si recherà al domicilio, quindi la figura specializzata si recherà al domicilio, là si effettuerà il primo incontro e poi si programmeranno i successivi controlli. Quindi insomma, seguiamo le famiglie a 360 gradi. Ecco, vi scontrate anche con delle paure magari legate soprattutto alle donne che hanno partorito per la prima volta? Sì. Sì, noi come consultorio ci occupiamo già di preparare quelle che sono le gravide, gestiamo le gravidanze, facciamo i corsi di accompagnamento alla nascita e vogliamo appunto non abbandonarle nel momento in cui invece si ritrovano a casa. Ecco, dottoressa, ci sono dei luoghi comuni che riguardano il parto, per esempio il parto senza dolore, no? Il parto che viene effettuato il cesareo, così come il parto naturale. Riscontrate dei luoghi comuni e delle difficoltà ad accettare, per esempio, il parto senza dolore? Quindi l'utilizzo ovviamente... Sì, dico, ci sono dei luoghi comuni, però diciamo che noi nei consultori con i nostri corsi di accompagnamento alla nascita cerchiamo di comunque educare la paziente, la futura mamma ad affrontare nella maniera più consapevole il momento del parto e quindi diciamo che chi frequenta i corsi da noi è già pronto, già preparato. Quindi da voi è tutto un percorso parte da prima della nascita e quindi che riguarda il momento del parto, il momento del postpartum in sé e la possibilità quindi di aprire, no, le proprie porte, la propria porta di casa a delle competenze che poi in realtà hanno il compito solo di rendere più semplice la vita di questo nucleo familiare che è cambiato, no? Quindi certamente. E fa parte anche di una strategia dell'ASP di Catania. Il direttore generale, la Ganga Senzio, vuole creare proprio questa connessione, no, tra gli ospedali e il territorio. È così? Sì. Infatti questa, proprio l'home visiting, è un'iniziativa che mette al centro la maternità, la famiglia, la vita. Tutto questo in linea con la sanità di prossimità che è sempre più vicina ai bisogni dei cittadini e che l'ASP di Catania sta attuando e quindi visto gli ottimi risultati di questi primi mesi della procedura home visiting si cercherà di attuare questa integrazione ospedale-territorio e quindi ampliare anche la rete dei consultori familiari. Quanti sono in questo momento le famiglie prese in carico? In questo momento abbiamo preso in carico 36 famiglie. Quindi 36 che completeranno i loro 60 giorni e poi ovviamente c'è già una richiesta, funziona così? Cioè avete già delle richieste attivate per i prossimi giorni? Il punto nascita invia la scheda di adesione, abbiamo già delle richieste e i consultori si stanno muovendo per programmare le visite. Bene. Speriamo di rivederci. Bene, allora io vi ringrazio, è stato importantissimo avervi qua perché questo
è un altro segno di civiltà, un altro segno di considerazione nei confronti ovviamente di un fatto che è vero, che è naturale, ma che conserva una serie di variabili che molto spesso, e purtroppo, soprattutto quando si parla di depressioni, no, che possono sfociare, ecco, questo è anche un cuscinetto, possiamo dire così, per cercare di attutire tanti fenomeni. Grazie per il vostro lavoro. Grazie a voi. E noi a questo punto ci fermiamo e torniamo tra un attimo per andare sulla A18. Buongiorno Sicilia, adesso ci occupiamo dell'autostrada A18 e di lavori di riqualificazione che, come dire, creeranno inevitabilmente dei disagi, traffico particolarmente corposo in un tratto laddove questa riqualificazione sta avvenendo. Ci riferiamo al tratto tra Giarre e Acireale. Ci colleghiamo proprio con Messina, dove con Francesco Triolo abbiamo un ospite che presenterà proprio il collega. Buongiorno Francesco. Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti dalla sede del Consorzio Autostrade Siciliane col direttore generale del CAS Franco Fazio, con il quale possiamo affrontare il tema dei lavori che ci sono in questo momento in corso nel tratto tra Giarre ed Acireale. Hai detto tu, sono partiti da qualche giorno, dal 13 ottobre. Direttore, entriamo subito nel vivo. Ieri c'è stato qualche problema dovuto anche al temporale, ma quello è un tratto particolarmente delicato per quanto riguarda la viabilità sulla A18. In effetti i lavori sono ripartiti, perché questi sono lavori che già durano da tempo e sono ormai alle battute finali. Sono le ultime lavorazioni che riguardano il completamento appunto di un appalto molto più importante che abbiamo sospeso a giugno per evitare ripercussioni sul traffico autostradale. Ora abbiamo ripreso e contiamo di ultimare definitivamente questo cantiere entro il 30 novembre. In questo momento abbiamo ricominciato ad Giarre. In entrambi i sensi di marcia dobbiamo fare alcuni tratti dello spartitraffico e quindi abbiamo parzializzato in entrambi i sensi di marcia la corsia di sorpasso per consentire che i lavori vengano eseguiti il più rapidamente possibile, soprattutto per garantire le condizioni di sicurezza dei lavoratori e degli automobilisti. Roberta, come tu hai sentito, sì, ha parlato di fine lavori il 30 novembre, però infatti stavo per chiederti perché mi sembrava ne parlavamo fuori onda. Sostanzialmente il tratto tra Giarre e Acireale è interessato a questi lavori fino al 30 ottobre, poi cosa succederà? Sì, abbiamo suddiviso questo lavoro in due step successivi per evitare il ripercuotersi sulla circolazione. Quindi abbiamo suddiviso il primo tratto, che è questo dove stiamo lavorando, dove ci sono circa 5 km di parzializzazione, quindi che va da Giarre ad Acireale più o meno, e poi finito questa parte di lavori si continuerà da Acireale fino a San Gregorio, dove saranno appunto le ultime fasi di queste lavorazioni. Quindi Acireale, Catania dal 4 novembre. Dal 4 novembre fino al 30 novembre contiamo di concludere definitivamente questo cantiere. Ecco Francesco, posso farti una domanda? Non so se ci sente il direttore. Ci sente? Mi sente? Sì. Ecco, direttore, io vorrei sapere, si parla di lavori di riqualificazione, giusto? Però ci spiega come sono come sono composti attualmente queste parti, no? Queste separazioni, diciamo, tra le due corsie, le due carreggiate, e come diventeranno? Cioè, che cos'è che non va in questo spartitraffico, mettiamola così? Non è solo lo spartitraffico, dicevo, queste sono ormai le ultime fasi di una riqualificazione delle intere barriere, quindi le barriere sono i guardrail, tanto per essere chiari. Che problema hanno al momento? Ecco, perché? Come sono? Sì, ancora insistevano su quella tratta autostradale le barriere di primo impianto, cioè quelle che sono state realizzate contestualmente all'autostrada. Quindi ora vengono totalmente sostituite con delle barriere
ad alto rendimento che aumentano significativamente le condizioni di sicurezza per gli automobilisti. Quindi vengono messe a norma perché ovviamente negli anni le norme sono diventate più stringenti, per cui si sostituiscono totalmente le barriere. Sostanzialmente possiamo spiegare meglio cosa cambia? Cioè, le macchine, i fari la notte sono assorbenti quando in caso di impatto? Non è semplicemente questo, per ora noi abbiamo barriere a singola onda, cioè quelle basse fino a 70 centimetri, ora saranno più alte, sono molto più atturiscono meglio l'impatto, a doppia onda, a tripla onda. Ora di preciso tecnicamente è inutile spiegare in questo momento, però sicuramente sono delle barriere che impediscono alle macchine di uscire dalla strada. Quindi gli incidenti, diciamo, mortali, l'auto che si capovolge nell'altra corsia. Sì, l'auto che esce fuori dalla corsia o addirittura che esce fuori strada, queste sono le cause principali dei decessi, non dovrebbero più avvenire perché le auto rimbalzano sulle barriere e rimangono sulle carreggiate. Quindi si riducono significativamente gli incidenti con esito più grave. Naturalmente speriamo che non ci siano. Speriamo non ci siano mai. Gli incidenti sappiamo che ci sono sempre in autostrada per vari motivi, soprattutto per l'imprudenza degli automobilisti. Noi per quello che possiamo fare cerchiamo di limitare diciamo, i rischi derivanti dagli incidenti, potenziando le strutture autostradali. Ecco, ha detto la parola incidente Francesco, e noi anche insomma da cronisti purtroppo, diciamo la verità, di incidenti sulla A18 ne raccontiamo quasi tutti i giorni, quindi tutto ciò che può incentivare la sicurezza su questa autostrada così importante è un fatto positivo, quindi la pazienza rispetto al disagio ci sta tutta. Mi domando, questi lavori proprio per cercare di attutire i disagi e quindi per rispettare i tempi vengono eseguiti di giorno e di notte, vengono eseguiti con turni particolarmente importanti, con tanto personale, direttore, ci fa sapere? Sì, infatti questa ultima fase dei lavori verrà eseguita con 3 cantieri, cioè 3 turni H24, quindi si lavorerà pure di notte in modo da accelerare quanto più è possibile l'azione dei lavori, aggredire questi cantieri su più fronti, in modo da arrivare al più presto alla definizione dei lavori, perché ci rendiamo conto che in questa tratta le criticità sono particolarmente importanti. È vero. Allora Francesco, tu hai già percorso questo tratto autostradale perché qualche, diciamo anche telespettatore ci ha segnalato che c'è in questo momento la parzializzazione, quindi non può essere utilizzato la corsia di sorpasso, ma qualcuno ci dice però non abbiamo visto lavorare. Ci sono anche dei tempi di pausa, immagino, no direttore? Ma guardi, questo non risponde al vero, perché il cantiere è stato aperto, ripeto, lunedì, giorno 13, mi pare che era lunedì, e i lavori procedono con il ritmo giusto. Assolutamente non è così. Va bene. Poi possiamo fare... No, ma io chiedo, io faccio solo domande, direttore, non è che faccio domande, però facciamo una cosa, ci andiamo sulla A18 e andiamo a vedere in questo momento com'è la situazione in tempo reale, no? E quindi ci colleghiamo con il nostro Edoardo Sergi, che vedo già pronto per questo collegamento su quella porzione appunto della A18. Edoardo, mi senti? Non mi sente, però noi andiamoci lo stesso sull'autostrada e andiamo a guardare, almeno insomma finché Edoardo non può collegarsi, noi andiamo a dare un'occhiata, vediamo un po' questi lavori, lo vediamo? Ecco, naturalmente i lavori ci sono. Direttore, guardi, ci sono, stanno lavorando.
Stanno lavorando. Allora, stanno lavorando e naturalmente ci accorgiamo che al momento il traffico veicolare sulla corsia consentita per il traffico è abbastanza fluida. Forse anche, direttore, non è un orario propriamente drammatico. Datemi i lumi se Sergi ci ascolta, altrimenti andiamo purtroppo. Ci senti, Edoardo? Sì, ti sento, Robby. E allora, hai pochissimo perché oggettivamente ci siamo collegati un po' tardino, ma dacci il punto sulla situazione. Allora, intanto ti dico che la situazione del traffico è perfetta perché è scorrevole. Noi stiamo vedendo in questo momento quelli che sono i lavori proprio alle nostre spalle. Ora, con l'aiuto di Giuseppe Messina, ti faccio vedere anche cosa verrà realizzato a breve. Sulla nostra sinistra c'è quello che è un viadotto e questo viadotto verrà replicato in questi varchi che si trovano in mezzo all'autostrada. Siamo all'altezza di Giarre, subito dopo Giarre, in direzione Catania, e verranno appunto, come ben vedete, alzati un po' questi che sono i guardrail, in modo che le macchine non possono finire sotto in pratica. Quindi la situazione per adesso è ottima, però ci hanno detto che effettivamente nell'orario di punta del mattino si creano ovviamente incolonnamenti, soprattutto in questo punto, ma ci dicevano che andando verso Cireale, quando i lavori andranno avanti, è probabile che gli incolonnamenti diventeranno ancora più lunghi. Questo perché ovviamente il flusso di macchine da Giarre, Fiumefreddo e gli altri paesi limitrofi è minore, mentre da Cireale è maggiore per le persone che vanno verso Catania. I lavori stanno procedendo, sono appena iniziati appunto da ieri. Abbiamo parlato col capocantiere, anche con i responsabili del CAS, ci hanno detto che dovrebbero appunto finire in tempo, almeno che non ci siano problemi di pioggia come sono previsti in questi giorni. Penso, come già avete detto, gli orari di lavoro sono sia notturni che diurni. Oggi tutto il giorno lavoreranno qua gli operai che vediamo proprio alle nostre spalle. Sono stati intanto messi questi ferri proprio qua e ci hanno detto che in verità non potevano fare la base sul cemento perché c'è una sorta di fango che deve essere ripulito. Non è l'unico varco che verrà sistemato, ma verranno sistemati varchi anche più avanti, però ecco, sono proprio questi i lavori, cioè sui viadotti vengono rinforzati i guardrail e poi verranno completati entro il 38 Edoardo, ottobre. perfetto, ritorniamo, ti salutiamo Edoardo e andiamo anche a chiudere su Messina. Francesco, dunque tutto procede, flusso veicolare assolutamente fluido, però è anche utile qualche consiglio da parte del CAS, no? Noi abbiamo scritto qui nel nostro serpentone. Vai. Roberta, ma quando parlava delle condizioni meteo, è forse questa l'incognita maggiore, giusto? Certo, è una variabile che non riusciamo a gestire, ovviamente. Volevo precisare che oggi comunque il cantiere sta lavorando pure abbastanza alacremente in prossimità degli svincoli, perché stanno posizionando dei attenuatori d'urto in prossimità delle cuspidi, cioè dove l'autostrada, dove inizia l'uscita dell'autostrada ad Acireale e pure a Bronco. Quindi il cantiere in questo momento sarebbe un po' ridotto sul nastro autostradale, perché parte degli operai sono impegnati pure su quel fronte. Va bene, allora grazie Francesco, ti ringrazio, dobbiamo assolutamente chiudere, ringrazio il direttore Franco Fazio, grazie direttore, ma ci rivediamo quando i lavori sono ultimati, così ne contempliamo la bontà e l'utilità per tutti i viaggiatori della 18 che hanno davvero bisogno di un'attenzione alla sicurezza. Grazie davvero, grazie. Allora, adesso guardiamo le stelle, guardiamole subito. Eccoci pronti con Marco Amato in collegamento con la sua tazzina gialla, oggi caffè in giallo, e di cosa ci parli? Buongiorno carissimo. Buongiorno a te Roberta e buongiorno a tutti. Dunque, oggi vi volevo narrare di una stupenda luna in leone che incorona tra l'altro la nuova uscita di una leonessa che io amo tanto, che è la nostra Annalisa, la cantante. Annalisa è appunto un leone, quindi esce con una nuova affermazione di sé con questo album decisamente assertivo che rivendica proprio la sua virtù canora in una maniera personale e di nuovo più decisa. Si dice di lei la nuova Raffaella
Stella Carrasi, la si paragona a tutta una serie di cantanti americane, ma Annalisa è Annalisa, come tutti i leoni del resto. Leone e Acquario nella logica zodiacale hanno la proprietà di essere i segni dell'io, ovvero hanno una personalità talmente forte che non hanno bisogno né di paragoni né di giustificazioni. E proprio oggi la luna è in Leone, una luna decisamente che fa a botte con Plutone, una luna quindi che vuole trasformare, che vuole diventare qualcosa di più. Per Ariete è decisamente interessante vedere come agisce nel mondo del calore umano, delle estensioni dell'io, dei figli e soprattutto in quella voglia manifesta di essere vivi. Toro, per voi è una luna di quadratura, per cui è una luna che deve segnare dei limiti territoriali e che soprattutto vi richiama l'attenzione della casa e della famiglia. Gemelli, per voi luna comunicativa che vuole di nuovo riprendere l'immagine di sé, come se vi sentiste ferite di qualcosa che avete bisogno di riprendere. Cancro, per voi la luna è di seconda casa, la vedete proprio davanti a voi, la vostra signora cosa vi dice? Vi dice che è il caso di pensare all'economia e di fare bene i conti su progetti e desideri che per realizzarsi hanno bisogno di una base concreta e solida. Leone, protagonisti della giornata assieme agli altri segni di fuoco con questa luna che vuole di nuovo vedervi sulla scena e oggi vi prenderete un tempo e uno spazio solo per voi. Vergine, abbandona, non è più nei vostri gradi, fa tutto per far bene, per cui adesso costruite in maniera oggettiva l'amore che non è più un'idea ma è una realtà che state affrontando. Bilancia, Venere nei vostri gradi, per cui adesso finalmente tornate a essere un segno molto più armonico dopo le ultime ansie del momento. Soluzioni perché inaspettate per quello che riguarda il lavoro e l'assetto pratico. Scorpione, per voi una luna di quadratura, Marte la fa arrabbiare un po', per cui oggi le vostre sensazioni non sono del tutto armoniche, quindi parlatene con un amico. Mercurio vi è vicino. Sagittario, anche voi sostenuti da questa luna assolutamente immensa che vi fa pensare di poter andare di nuovo lontano, riprendete le armi e anche la valigia in mano. Capricorno, per voi una luna abbastanza distante che vi fa sentire un po' tagliati fuori dai sentimenti, ma in serata una sorpresa vi dirà che non è così. Acquario, luna d'opposizione a voi, quindi oggi penserete di fare controvoglia qualcosa che invece risulterà assolutamente piacevole durante il corso della giornata. Pesci, luna un po' troppo distante ma che si connette comunque in zona Cesarini con Saturno e Nettuno, per cui vi fa recuperare a fine giornata una piacevolezza in termini affettivi. E detto questo, allora a tutti una splendida giornata. Buongiorno Roberto, buongiorno Sicilia. Sei fantastico perché hai capito che siamo in ritardo e hai corso più del solito. Grazie davvero a Marco Amato. Andiamo a chiudere con l'ultima notizia che arriva dai giornali. Lorena. Sì, corro anche io, corro e andiamo subito al Colosseo, un Colosseo pop con i concerti di Sting e gli show dei gladiatori. Lo dice Simone Quilici, nipote di Folco Quilici, che è il nuovo direttore, che immagina appunto questo che è, pensate, uno dei monumenti più visitati del mondo, più del Louvre e della Torre Eiffel. Insomma, lui immagina dei concerti appunto con Sting o Paul McCartney, certo non troppo rock per non evitare vibrazioni eccessive, la musica non dovrà essere volume esagerato, e poi rievocazioni storiche, magari con i gladiatori, non quelli che passeggiano fuori, diciamo, tartassando i turisti, ma una cosa più tecnologica e scientifica. Grazie Lorena, si chiude qui Buongiorno Sicilia, l'appuntamento a domattina alle 8.